Con 1391 km di costa di qualità eccellente, l'isola conquista il primo posto nella classifica nazionale sulla purezza delle acque di balneazione. La Sardegna si conferma, anche nel 2025, come il cuore blu del Mediterraneo. A pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, arriva l'ennesima conferma ufficiale. La nostra isola è la regione italiana con il maggior numero di chilometri di costa eccellente, secondo la classificazione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA. Un risultato che non sorprende chi conosce le spiagge sarde, ma che oggi viene certificato con numeri precisi e confronti a livello nazionale. Su oltre 1400 km di costa monitorata, ben 1391 km risultano in classe eccellente, rendendo la Sardegna la capolista tra tutte le regioni italiane in termini assoluti. Dai fondali trasparenti della Gallura alle distese turchesi del Sulcis, dalle scogliere del Golfo di Orosei alle distese sabbiose del Campidano, la qualità delle acque sarde è omogeneamente elevata su tutto il territorio. In ogni provincia costiera, i valori di purezza sono tra i più alti d'Italia, e ciò rappresenta una garanzia non solo per i turisti, ma anche per le comunità locali che vivono quotidianamente il mare come risorsa economica, culturale e ambientale. La Sardegna non è sola nel panorama delle eccellenze italiane, ma primeggia per estensione assoluta di costa pulita. Subito dopo si trovano Puglia, con 880 km di costa eccellente, Calabria, con 621 km, Sicilia, con percentuali anch'esse molto elevate ma inferiori per estensione assoluta. Dal punto di vista percentuale, i dati confermano una qualità altissima su scala nazionale. Tutte le regioni superano il 90% di costa classificata come eccellente o buona. In particolare, i migliori risultati percentuali spettano a Puglia, 99,7% di costa eccellente. Friuli Venezia Giulia, 99,6%. Sardegna, 98,7%. Questi dati, elaborati su base triennale con monitoraggi scientifici costanti, sono una fotografia oggettiva della salubrità del nostro mare, che non si basa su percezioni ma su indicatori ambientali verificati. Il primato sardo nella limpidezza delle acque non è solo un dono della natura, ma anche il frutto di scelte amministrative, investimenti sulla depurazione, campagne di sensibilizzazione ambientale e pratiche sostenibili nei settori turistico e balneare. A questo si aggiunge un fattore importante, la bassa densità abitativa lungo gran parte della costa sarda, che ha permesso alla natura di conservarsi quasi intatta in molti tratti. Le aree marine protette, come quelle dell'Asinara, Capo Carbonara o Tavolara, sono esempi virtuosi di conservazione attiva. Questo riconoscimento ufficiale è anche un invito alla responsabilità. Il mare sardo è patrimonio di tutti, ma la sua tutela non può essere demandata solo alle istituzioni. Ogni gesto quotidiano conta. Evitare l'abbandono dei rifiuti, rispettare le norme sulle barche, non danneggiare la posidonia e limitare l'impatto antropico nelle aree più sensibili. Sostenibilità, tutela e valorizzazione devono camminare insieme, soprattutto in un'epoca in cui il cambiamento climatico e il turismo di massa rappresentano sfide sempre più complesse. In un'estate che si preannuncia caldissima dal punto di vista turistico, la Sardegna si presenta come un paradiso non solo per la bellezza paesaggistica, ma per la qualità certificata delle sue acque. Un mare che riflette il cielo, cristallino e trasparente, che ogni anno conquista milioni di visitatori e che, ora più che mai, può vantare anche il primato scientifico della limpidezza. Un invito a venire, ma anche a rispettare. Perché il vero lusso oggi è tuffarsi in un mare pulito.